Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ritrovati per quanto riguarda, dicevo, buon rientro anche ai nostri amici che ci guardano da casa per i nostri speciali per quanto riguarda gli appuntamenti con la politica settimanali all'interno di friulitv.net. Vado già a salutare e lo vedo già collegato Enzo Cattaruzzi. Buon pomeriggio Enzo. Ecco, un attimo di pazienza perché come sempre c'è sempre qualche problema tecnico, ma dovremmo aver risolto tra qualche istante. Un attimo di pazienza. Ah, l'hai disattivato tu l'audio, per quello. Devi attivare tu l'audio perché sennò io non posso attivare l'audio. Continuo. A Eccoci, posto? benissimo, adesso ci siamo. Il Oh, bello della diretta è anche questo. Senti, ciao, allora dicevamo innanzitutto buon pomeriggio di nuovo, ciao. andiamo a fare un po' un'analisi di quello che è accaduto nelle ultime ore per quanto riguarda il governo, ma dobbiamo tenere d'occhio anche cosa sta succedendo in vista delle prossime elezioni amministrative in programma nella primavera 2023, perché insomma come il calciomercato insegna, anche in politica ci possono essere clamorose novità, no? Saltano allenatori eccetera, ma senza fare subito andare a spoilerare quello che sarà il vero Sì. argomento. Parliamo un attimo di questa visita della Presidente Meloni del Presidente Meloni in Europa. Qualcuno dice bene, qualcuno dice non bene. Insomma, non c'è stato nessun colpo di scena. Lei si è presentata come il premier italiano, ha posto i suoi argomenti, insomma, mi pare una cosa non molto eclatante. Cioè, chi credeva che andasse col cappello in mano si sbagliava, ma anche chi credeva andasse con la clava lì a spaccare fuori tutto, mi pare una cosa normale, ecco, Certo. nello stile che Draghi gli ha in qualche modo sussurrato. Ecco, c'è questa ombra, no? Comunque del premier passato in un certo senso, un po' come quando hai un allenatore nuovo e per sicurezza gli Sì. affianchi un direttore tecnico, no? Sì, però dobbiamo dire questo, che l'Europa è un blocco talmente grande che non è che una nazione, anche seppur importante come la nostra, può scardinare un po' quelli che sono i criteri generali. No? Certamente il biglietto da visita di questo governo è per quanto riguarda l'immigrazione, per quanto riguarda un po' altri argomenti, insomma, padrone a casa nostra, tutto quello che volete. Però alla fine noi dobbiamo avere questi miliardi che ci devono aggiustare un po' le ossa per quanto riguarda, no, il PNRR. Io penso che qualcosa si farà, io conosco molto bene Fitto, è una persona molto seria, uno che ci dà molto da fare, per cui gli darà una mano in Europa veramente, veramente grande, a mio modo di vedere. Poi non dimentichiamo che lei è il leader dei conservatori europei, quindi insomma Mm. non niente di stravolgente, ecco, in sostanza, ecco, non vedo niente di stravolgente. Certamente il governo è partito con un colpo, diciamo così, secondo me, un po' anche a vuoto, nel senso che con questo Green Party, che io capisco tutto quanto, però evidentemente qualche aggiustamento deve essere fatto, insomma, perché Sì, perché mi se no si pare va a che... rischio, in effetti la legge, tu mi insegni, l'hai già anticipato, la Mm. legge non è molto chiara, no? Perché il governo insiste, ma è fatta per il rave, però se tu non metti i puntini nei posti No. giusti vai a rischio che domani si organizza io e te una bicchierata e ci troviamo i carabinieri che ci mandano in Beh, il galera fatto è per che, sai, manifestazione non autorizzata, no? se trovi un questore o un prefetto zelante, uno dice questa è la legge, ne interpreto come voglio. Evidentemente qualcosa devono fare. Ma secondo me il punto, diciamo, eclatante della settimana sono le dimissioni della Moratti, Letizia Moratti, che è veramente un carico da 90 del centrodestra che
passerà dall'altra parte, anzi passerà con Renzi e Calenda, quindi creando un vulnus di non poco conto alla stazione politica. E secondo me questo avrà un riverbero in tutta Italia, perché è evidente che si voterà prima nel Lazio, quindi vedremo cosa fare, e vedremo soprattutto la Lombardia, che è la regione numero uno in Italia, dove sono 10, mi pare 10 milioni di abitanti, e poi non solo, il PIL, diciamo, il PIL europeo che è alto quasi come una nazione come l'Austria, insomma, è importante questa roba qui. E quindi bisogna vedere se i giochi torneranno ad essere rivisti, insomma, no? Anche nella nostra regione qualcosa succederà, a mio modo di vedere. Certo. Senti, ma questi giochetti, secondo te, al di là del fatto che in politica tutto è possibile e niente è impossibile, no? Facendo frasi non corrette grammaticalmente parlando, Sì. secondo te, quanto c'è lo zampino dei falchi di Forza Italia che magari consigliano Berlusconi a dire ma lasciala pure andare di là perché intanto domani se non va bene di qua entriamo di là perché abbiamo i nostri consoli già pronti a lavorare nel frattempo per darci una poltrona in caso d'emergenza? Beh, effettivamente Forza Italia non se la sta passando molto bene, molti si guardano le spalle, molti si guardano anche avanti per vedere dove andare, e comunque l'approdo dell'azione di Calenda e di Italia Viva è un approdo, non dico naturale, ma comunque quasi obbligato, insomma, ecco. E io non vedrei più ormai la questione ideologica, identitaria sì, ideologica no, perché è evidente che questo governo è stato votato dal 27% dei cittadini, perché il resto no. Quindi quando Letta dice che è minoranza del paese è anche vero, però è anche vero che democraticamente chi vota ha ragione in sostanza, no? Certo. Io vedo che comunque a sinistra il caos che ha, anzi la confusione che c'è nel PD crea un po' di difficoltà a tutta l'area del centro-sinistra, e credo che anche il governo sia preoccupato, perché avendo è vero, dice, ma per il momento noi non abbiamo opposizione di livello, ma attenzione che un'opposizione intelligente, un'opposizione che incalza il governo va bene per tutto il sistema, no? Altrimenti cosa succede? Che nelle piazze cominciano un po' i tumulti, Chiaro. e allora sì che il pugno di ferro comincia a essere un po' un pugno, un po'. Non siamo insomma più abituati, sono passati 40 anni dalla cesura del rapimento Moro. Come tu sai, io sono uno di quelli che dice che da quel momento la politica è cambiata, ma è cambiata forse in peggio, a mio modo di vedere. Perché si scrive una cosa ma effettivamente poi si legge un'altra, no? Se si va nei Esatto, dettagli. Senti, per esatto. quanto invece riguarda l'aria che tira dalle nostre parti, c'è stata questa uscita del sindaco di Udine Fontanini che ha un po' definito Udine core ingrato, no? Poi qualche Sì. giorno dopo ha ricorretto, ha preso un po' la lima, quella grossa, ha detto no, forse mi sono espresso male, oppure come sempre la stampa riporta quello che vuole. L'ha detto lui e non è che nessuno riporta un virgolettato, Sì, tra l'altro. chiaro. Vabbè. Ecco, secondo te sono sintomi di stanchezza oppure, diciamo così, questa anomala primavera australe all'interno dell'autunno normale fa sì che si possa andare un po' fuori dal seminato? Ma la stagione è anomala per tutte le cose, no? Ma io penso che Fontanini, che è un politico di lungo corso, come si dice, l'ha buttata lì per vedere come vanno le cose, soprattutto per cercare di unire ancora di più la sua maggioranza, che ha qualche fastidio. Non dimentichiamo che se lui dovesse gettare la spugna, è chiaro che Fratelli d'Italia dovrebbe in qualche modo rivendicare il, il sindaco di Udine, ma io vedo che forse non hanno questa voglia di rivendicarla, no? Perché le sinistre sono ancora un po' alla ricerca del leader, no? Mi pare che ci sono Alberto Felice De Toni e Venanzi e poi qualcun altro, insomma, penso che non saranno questi della partita, perché Fontanini penso che ci ripenserà e vedrà se ci sono più candidati, insomma, lui è abituato a vincere, non è Tra abituato l'altro a... avevo scritto, se permette, avevo scritto qualcosa proprio su Facebook con degli Sì, amici che si chattava, c'è il forte rischio che in questo momento teoricamente il centro-sinistra sarebbe in vantaggio a Udine, no? Stando un po' ai sondaggi. sì, Poi i sì, sì. sondaggi, soprattutto a livello locale, trovano quello che trovano, no? Trovano il tempo che trovano.
però con magari con una sinistra spaccata, con una sinistra, un centro-sinistra ancora indeciso, eccetera, c'è il rischio che Fontanini, seppur non, io dico, non sia proprio sto gran luminare per quanto riguarda il ruolo di sindaco, vada a rischio di ripresentarsi e addirittura rivincere poi al ballottaggio, no? Ma attenzione che tutti sottovalutano una strategia di Fontanini che secondo me è stata fino adesso vincente. Lui ha fatto l'alleanza, tra virgolette, con le periferie, non solo con il salotto buono che è via Mercato Vecchio, dove insistono ancora le sinistre in qualche modo, no? Però lui ha fatto l'accordo con le periferie, ha fatto molti lavori, la gente apprezza, perché in Friuli apprezzano i lavori, apprezzano le strade nuove, apprezzano i marciapiedi percorribili, insomma, Certo. è chiaro, non abbiamo, perché il Friuli Doc non basta per Mm. Udine, no? Udine vorrebbe avere qualcosa di più, un lignaggio differente. Se noi Qualcuno dobbiamo... dice, permettimi Sì, Enzo, qualcuno dice che in periferia l'hanno visto, invece in centro città Gallo non visto, dicono. ma sì, può anche essere, insomma, ma Mm. non sono queste cose che faranno la differenza. Poi Innanzitutto come hai bisogna detto tu, se vedere, permetti, come hai detto sì, tu, poi Udine ha una sua particolarità, no? Perché il centro città è proprio città, no? Dentro le sì, mura. ma poi Fuori le vuota. mura invece si respira, fuori le mura si respira tutt'altro, no? Rispetto a quello che è la vecchia Udine, magari di venezianamente Beh, la borghesia pensante. di Udine, insomma, ha un'idea, ma io mi chiedo come mai Udine in tanti anni non è riuscita ad esprimere un candidato udinese doc, tra virgolette, un professionista, un avvocato, un ingegnere, un medico, un sindacalista, insomma, qualcuno che incarnasse un po'. Non è riuscita. Evidentemente la politica che non funziona, no? Non ci sono più i partiti, l'abbiamo detto mille volte, no? Se però dobbiamo parametrare Udine con Pordenone, è evidente che Pordenone ha fatto passi da gigante, insomma, no? Abbiamo visto che Agrusti ha rimescolato un po' la terra, tra virgolette, e mi pare che i frutti ci sono, ecco. Udine sta cercando ancora la leadership. Io ho visto che più di qualche collega ha fatto queste analisi, tu anche, come anche l'amico Pertoldi, come anche che lo condivido, evidentemente manca una classe dirigente, ma non solo in politica, attenzione, non solo in politica, non diamo sempre la croce alla politica, perché la politica alla fine è un po' un imbuto dove in qualche modo le classi dirigenti dovrebbero impegnarsi per un periodo, no? Ma vediamo che non ci sono, no? Quindi questo vulnus pesa sulla città di Udine, che è un po' la Cenerentola, insomma, in questo momento. Certo. Senti Enzo, per concludere, non era previsto nel copione, ma te la faccio lo stesso proprio perché siamo in diretta. Visto che tu come me sei uomo di comunicazione e soprattutto rispetto a me hai masticato questo settore, si vocifera di novità interessanti per quanto riguarda il panorama televisivo e non solo in Friuli Venezia Giulia nel 2023. Qualcuno parla di nubi grigie all'orizzonte in arrivo. Ma insomma, sappiamo benissimo che il panorama televisivo in Friuli, molti hanno tentato di fare un'unica televisione, no? Mi pare di capire. Eh, e forse una regione come la nostra avrebbe dovrebbe avere una televisione forte, insomma, eccetera. Però io penso che ci stanno difendendo molto bene sia Telefriuli, dove io appunto ho una rubrica, ma anche le altre televisioni, ma poi anche la tua televisione mi pare che si sta facendo largo molto bene, e ti faccio anche i complimenti, insomma. Beh, noi siamo appena partiti, come si dice, stiamo ancora seminando, no? L'importante è fare il Esatto, quindi passettino insomma, alla volta, no? Come si dice esatto, giustamente. l'importante è ecco, Mm. non fare il passo più lungo della gamba. No, perché sennò va a finire come quello che gli ha detto lei è battuto, quello ti dice non sai neanche se l'ha semenata, ecco, è la morale, tanto per essere chiari, no? Senti Enzo, io Certamente. tanto ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e diamo appuntamento per quanto riguarda queste finestre, queste pillole, come usiamo Sì, sì, definirle, sì. di politica e Questi non solo, questi commenti sulla nostra regione, alla prossima settimana con i nostri amici di Friuli TV per sentire un po' l'aria e non solo cosa tira da queste parti. Grazie ancora Enzo e alla prossima, come si dice. Grazie a te, grazie a tutti e buona serata. Bene, grazie dunque a Enzo Cattaruzzi, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, gli speciali di Friuli TV torneranno a breve, chiaramente vi teniamo aggiornati per quanto riguarda il maltempo, proprio vi diamo una notizia dell'ultimissimo minuto,
che mi ha appena aggiunto in questo momento, in Val Resia sono in corso le operazioni per liberare la strada d'ingresso e riaprirla quindi al transito. Le operazioni sono state affidate dall'ente di decentramento regionale, la ex provincia di Udine, tanto per avere un'idea, a una ditta specializzata che sta operando con delle macchine non solo per riaprire al transito la strada verso la Val Resia, ma ci sono anche altre novità, insomma, che vi terremo aggiornati nel corso del tardo pomeriggio e anche della prima serata. Grazie ancora al nostro ospite, grazie a voi, Mandi, Ciao, e alla prossima. Ciao. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.